incrocio pericoloso, spesso anche scenario di incidenti gravi, quello tra via Zermanesa e via dello Scautismo, reso ora più sicuro grazie alla nuova rotatoria inaugurata dal sindaco di Mogliano, Carola Arena. Stiamo parlando della via Zermanesa, che è l'asse principale, quello più trafficato, pericoloso fino a che non abbiamo inaugurato la nuova via Zermanesa e adesso oggi abbiamo la nuova rotatoria. Quindi avremo proprio una nuova strada soprattutto, certo più bella, ma soprattutto più sicura, e credo che questo sia il tema più importante. La rotatoria, realizzata in tempi record, è costata 365.000 euro, in parte finanziati dalla Regione Veneto. Nelle prossime settimane verranno completati gli ultimi interventi. Mancano i pali della luce, quelli definitivi, che sono stati ordinati, ma c'è stato un ritardo, ma a fine ottobre al massimo li avremo, e poi, e questo vale per tutta via Zermanesa, quindi dalla rotatoria, da questa che abbiamo inaugurato oggi, fino al centro di Mogliano, avremo le nuove aiole e i nuovi alberi. Con la prossima realizzazione dell'ultimo tratto della ciclabile tra Zermana e Mogliano va a completarsi una serie di interventi per mettere in sicurezza questo nodo viario fondamentale. Il sindaco Arena risponde poi a chi accusa l'amministrazione comunale di concentrarsi troppo sul centro a scapito delle periferie, accuse che la prima cittadina rispedisce al mittente, snocciolando gli interventi già fatti o in essere che riguardano i quartieri come la nuova piazza con parcheggi a Campocroce, i lavori in corso nel quartiere Ronzinella e ancora le piste ciclabili che saranno realizzate in via Cavalleggeri e da via Torni fino a Marconna.